Online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, terza edizione della nostra finestra informativa, chiaramente dedicata alle notizie e ai servizi dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con il Covid-19 perché, considerando l'aumento di casi positivi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni a partire da oggi, l'azienda sanitaria universitaria giuliana Isontina aumenterà progressivamente la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva presso l'ospedale di Catinara a Trieste, in conformità con la programmazione regionale, così da garantire una disponibilità adeguata all'eventuale necessità di posti letto. Lo annuncia il vice governatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Verrà garantita, prosegue l'assessore, l'attività chirurgica urgente e quella oncologica, come già avvenuto durante le fasi più critiche dell'emergenza. Torniamo in studio e adesso ritorniamo per quanto riguarda il blitz di ieri in Borgo Stazione con un servizio riepilogativo. Ne abbiamo parlato anche questa mattina con il collega, nonché sociologo Marco Orioles, e allora andiamo a riepilogare quello che è avvenuto ieri con il blitz da parte delle forze dell'ordine. AFA 2019 e Magnolia 2018 sono i nomi delle indagini che hanno portato alla vasta operazione di ieri, 11 marzo 2021, condotta congiuntamente dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e della squadra mobile della Questura di Udine, sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Giorgio Milillo, nei confronti di un'organizzazione criminale di prevalente matrice afghana e pakistana, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina, operante nella provincia di Udine. Complessivamente le indagini hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità penali nei confronti di oltre 30 persone, tra cui, oltre a quelle di nazionalità estera, figurano anche 5 italiani. Nella giornata di ieri, con l'impiego di numerosi agenti di polizia e militari dei carabinieri, che si sono avvalsi della collaborazione del personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, muniti di un drone, nonché del personale specializzato dell'unità cinofile dell'Arma e della Guardia di Finanza, del NAS e del NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro, è stata data esecuzione a quanto delegato dall'autorità giudiziaria locale a conclusione delle predette attività investigative avviate già nel 2019. L'operazione si è suddivisa in 2 fasce. Nella prima mattina è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni stranieri, con la contestuale effettuazione di perquisizioni personali e locali nei confronti di 12 indagati, compartecipi a vario titolo delle attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione
l'immigrazione clandestina. Poi nel pomeriggio sono scattati controlli per identificare i soggetti gravitanti nelle aree urbane di Borgo Stazione, nonché in altri luoghi abitualmente frequentati dai soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per fronteggiare tale attività di prevenzione sono stati impiegati quasi 100 operatori, tra uomini e donne appartenenti alle varie forze di polizia presenti, che hanno sottoposto a controllo oltre 300 persone, tratto in arresto uno straniero, deferito a piede libero 16 persone, nonché sottoposto a sequestro oltre 70 grammi di sostanza stupefacente, di cui hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Inoltre i militari del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del lavoro hanno accertato violazioni amministrative per complessivi 7.000 euro e controllato 3 esercizi pubblici gestiti da altrettanti stranieri, riscontrando violazioni in materia Covid. 2 di questi, di nazionalità colombiana e tunisina, sono stati accompagnati in questura e muniti di decreto di espulsione in quanto irregolari sul territorio nazionale. Ci spostiamo a Padova per un'operazione da parte della Guardia di Finanza Patavina. La Guardia di Finanza di Padova ha sottoposto a sequestro oltre 200.000 paia di occhiali da sole prodotti nella Repubblica Popolare Cinese, sui quali era stata posta illecitamente la marcatura CE, che potrebbero risultare potenzialmente pericolosi per i consumatori finali. Le fiamme gialle, nell'ambito del monitoraggio nei confronti degli importatori e distributori di merce provenienti dai paesi extra Unione Europea, hanno individuato un imprenditore presso il centro ingrosso Cina, ubicato nella città del Santo, che commercializzava all'ingrosso occhiali da sole, particolarmente richiesti in questo periodo dell'anno dagli esercenti al dettaglio per l'approssimarsi delle stagioni primaverile ed estiva. Il controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 200.000 paia di occhiali da sole di categoria 3, del valore stimato di 500.000 euro, con il marchio CE contraffatto. Il legale rappresentante della società, un cinese, è stato denunciato per frode in commercio. Lunedì riapre lo sportello Ater presso la sede del comune di Monfalcone. Saranno il sindaco Anna Maria Cisinti, il vice Paolo Venni e l'assessore Giuliana Garimberti, che riceveranno il presidente dell'Ater di Gorizia, l'avvocato Fabio Russiani, alle ore 15 per un breve momento celebrativo per la riapertura dello sportello presso la sede del municipio di Monfalcone. Cambiamo argomento, ci trasferiamo adesso a Udine per la precisione. Un attimo di pazienza, ci arriviamo. Purtroppo anche quest'anno le celebrazioni per la festa della donna sono state accompagnate da polemiche che ritengo non solo inutili ma dannose in primis per noi donne. Da un lato alcune consigliere dell'opposizione e le donne dell'ANPI hanno letto nell'ordine del giorno presentato dai consiglieri Berti e Govetto, teso al sostegno alle associazioni che si occupano di tutela della vita, della maternità e della genitorialità, un tentativo di negare alla donna il suo diritto all'autodeterminazione. Dall'altro, le donne dell'Arcigay Friuli hanno inteso il vademecum per la sicurezza delle donne, creato dal Comune di Udine e dalla Polizia di Stato, come uno scaricabarile, come uno scaricare la responsabilità di eventuali aggressioni dall'aggressore alla vittima. Lo ha detto l'assessore alle pari opportunità del Comune di Udine, Elisa Asia Battaglia, che è intervenuta nella nota. Il mio appello, conclude, è che si ponga fine una volta per tutte alla faida interna che spacca l'universo femminile e che si remi tutte nella direzione di una vera parità dell'opportunità, dei diritti e delle tutele e dei trattamenti economici sul posto di lavoro. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. Chiaramente vi diamo appuntamento nel pomeriggio per altre dirette con ospiti dal vivo. Grazie ancora per la visione e l'ascolto. Buon pomeriggio a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei.
Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.